Il Giro d'Italia Donne è una manifestazione sportiva che sta riscuotendo un grande interesse e abbiamo voluto che ritornasse nella nostra regione. Una manifestazione che garantisce numeri rilevanti in termini di visibilità, con circa 20 milioni di contatti e oltre 200 giornalisti accreditati, offrendo così un'ulteriore vetrina internazionale al territorio. Dopo il Giro d'Italia maschile, il Giro d'Italia Donne farà tappa domenica 31 maggio in provincia di Pordenone e lunedì 1 giugno in provincia di Udine, con arrivo a Buia e circuito nell'area del terremoto del 76. La Regione ha finanziato il Comune di Buia con 122.000 euro di fondi della Direzione Sport attraverso Promo Turismo FVG, mentre la Direzione Infrastrutture ha investito un totale di 15 milioni di euro, di cui 7 gestiti da FVG Strade per risolvere le criticità sui tracciati, garantendo sicurezza e qualità del percorso. Nel suo intervento in sala, Anzil ha ringraziato i sindaci dei 24 comuni coinvolti, il presidente Urbani e il comune di Pagnacco, capofila dell'organizzazione, ribadendo il valore simbolico del percorso legato al 50° anniversario del terremoto del 1976 e alla straordinaria esperienza di ricostruzione del Friuli. Ha inoltre evidenziato l'importante investimento regionale anche sulla sistemazione delle strade, 55 chilometri comunali e di competenza diretta di FVG Strade, richiamando i comuni a una gestione attenta e coordinata degli interventi infrastrutturali e invitandoli a valorizzare il passaggio della corsa con iniziative collaterali e momenti di festa lungo il tracciato. Direzione Cultura e Sport ha voluto sostenere questa iniziativa trasferendo delle risorse a Promoturismo e in questo caso ben 3 sono le direzioni della regione coinvolte, perché oltre alla Direzione Cultura e Sport c'è anche la Direzione Turismo proprio per la valenza di promozione del territorio e anche la Direzione Infrastrutture, dal momento che vi è anche la necessità insomma, di una preparazione logistica della gara.